Ciao Anna, di nuovo. Ciao, allora sto Iris, vieni entrando. qua. Iris, 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 amore, vieni qua. Se no dobbiamo fare un'altra take. È troppo bellina. Iris, vieni qua. Iris, mi fai entrare? È troppo tenera, dai. Sì, ho capito, ma era vicino che è andato. Allora, Ciao. ciao. Siamo ancora a Montegrovo, questo è l'ingresso della prima tomba. Questa è la ticella. In pratica qua venivano fatti dei rituali. Qua abbiamo, secondo me, due altari. Questo e questo. Qua ci sono, ho visto anche delle coppelle. Là. Ragazzi, fate finta di non vedere queste scritte Sì. schifose. Queste Perché scritte sono veramente veramente oscene. una vergogna, roba da... Lasciamo Anche se perdere. qua c'è, allora questo che non so cosa sia, è la riproduzione di un viso e non ho idea del periodo di datazione. Ci sono delle scritte qua. Sì, 1986. qualcosa del Quindi genere. questa deve essere una roba fatta... Non lo so. Non è roba storica, non so il volto, ma il volto però non fa parte delle tipiche... No, però Sculture. io l'ho visto in altre donze Janas, tipo quelle di Samazzai e comunque anche in altre. Allora, qua ugualmente c'è un tetto a spiovente e questa cosa qua semicircolare io credo sia la parte anteriore, riproduca la parte anteriore delle case, delle abitazioni. Infatti le abitazioni erano circolari e avevano davanti alcune una parte semicircolare che poi era ricoperta da un tetto, sempre in legno, e anche qua infatti il tetto non è a doppio spiovente, però scende verso il basso. Quindi questa doveva essere l'area rituale. Questo è Che poi l'ingresso. portava all'altro Sì, ingresso. è l'ingresso dove c'è la parte funeraria che abbiamo poi Visto nella foto visto. video, ok, perfetto.